Rientri dei vacanzieri da paesi a rischio. Solo nelle ultime 2 settimane l'ULSS 3 Serenissima ha effettuato 14.000 tamponi a viaggiatori di rientro. 300 persone, 40 barche, impietoso il giudizio del comitato No Grandi Navi e quella che viene definita la manifestazione per la crocieristica in bacino San Marco. Noi, dice Tommaso Cacciari, siamo vicini ai lavoratori veri del porto di Venezia. Cinquantenne residente a Marcona trovato senza vita sul pavimento del bagno della stanza di albergo dove alloggiava in piazzale Stazione a Padova. A ritrovarlo i dipendenti dell'hotel. Altri 2 spacciatori arrestati dagli uomini della polizia locale. Gli arresti di ieri a Rione Piave fanno salire a 80 il numero degli spacciatori colti in flagranza nel 2020 con 250 rinvenimenti di droga. Si è spento Monsignor Angelo Giovanni Centenaro, per molti anni parroco del Duomo di Mestre e vicario episcopale della terraferma. È arrivato a Venezia Leone Alato che lo scultore Marco Martalar ha creato con gli schianti di vaia, testimonianza di un Veneto che guarda al futuro e di una natura che si rinnova continuamente. Buonasera, ben ritrovati in diretta, una serata particolare questa, avete visto, è appena terminata l'edizione straordinaria per raccontarvi del maltempo che sta imperversando nella nostra regione. Gli aggiornamenti sono quelli che ci raccontano di una situazione pesante nel Trevigiano con Possagno, nel Vicentino con Trissino e Arzignano, ma soprattutto particolarmente colpita la Valle del Cadore con il comune di Ponte nelle Alpi scoperchiato, lo stadio del Palamares e alcune case, e poi fango e detriti che provengono dall'Altelao. Ci sono situazioni critiche a San Fermo dove un albero è caduto sulla strada, i vigili del fuoco sono al lavoro per rimuoverlo. Tante le situazioni di difficoltà, si sta valutando un'evacuazione proprio nella Valle del Cadore e ovviamente nel corso di questa serata vi terremo informati di tutte le novità e di tutti gli aggiornamenti. Ma apriamo il notiziario veneziano dicendovi innanzitutto che il veneziano non è stato colpito da questo maltempo che invece sta interessando tutta la fascia delle Alpi e la fascia pedemontana, e dunque con Venezia dobbiamo parlarvi ancora una volta di Covid perché c'è un balzo in avanti delle nuove positività soprattutto da rientri dei vacanzieri nei paesi a rischio. L'ULSS 3 Serenissima ha effettuato, pensate, 14.000 tamponi a viaggiatori di rientro solo nelle ultime 2 settimane. Vediamo il servizio di apertura. Balzo in avanti dei contagi da coronavirus, si parla di 31 nuovi positivi riscontrati in mattinata nel veneziano che portano il totale dei positivi a 291, 15 ricoverati a dolo, uno dei quali in terapia intensiva. Per quanto riguarda le nuove positività si tratta per lo più di lavoratori stranieri rientrati da paesi d'origine o di vacanzieri di rientro da paesi a rischio o dalla Sardegna sottoposti a tampone. Casi singoli asintomatici che vengono letteralmente stanati dalla campagna di tamponi a tappeto che le ULSS territoriali hanno messo a punto. Già 14.000 le persone che di rientro da paesi a rischio sono state sottoposte a tampone dall'ULSS 3 nelle ultime 2 settimane. Di queste più di 10.000 direttamente all'aeroporto Marco Polo che ha adottato i test rapidi con esito in mezz'ora e poco più di 4.000 nelle 5 postazioni territoriali. I destinatari sono principalmente viaggiatori che rientrano dai 4 paesi per cui è previsto l'obbligo di tampone: Grecia, Spagna, Croazia e Malta, ai quali si aggiungono da giovedì quelli che arrivano dalla Sardegna. Per questi non c'è l'obbligo nonostante sia fortemente consigliato, ma moltissimi rispondono al senso di responsabilità e si sottopongono al test. Solo nel primo giorno sono stati 110 nelle sedi allestite sul territorio, 143 in aeroporto. L'impegno prosegue, i 5 punti distribuiti nel territorio, ricorda il direttore generale Giuseppe Dalben, aprono e lavorano ogni mattina, anche il sabato e i festivi dalle 7 alle 13. In aeroporto gli operatori dell'ULSS 3 sono a disposizione di chi sbarca dai voli 24 ore su 24. 300 persone, 40 barche. È impietoso il giudizio del comitato No Grandi Navi per quanto riguarda la manifestazione che è stata definita della crocieristica in bacino San Marco. Noi, dice Tommaso Cacciari, siamo vicini ai lavoratori veri del porto di Venezia.
Ieri ci aspettavamo di vedere perlomeno i famosi 5.000 lavoratori del porto manifestare assieme alle loro famiglie. In verità quella che doveva essere la grande manifestazione in difesa del crocierismo si è risolta in ben poca cosa, circa 300 persone e una quarantina di barche. Voce storica del Comitato No Grandi Navi, Tommaso Cacciari è più abituato a partecipare alle manifestazioni piuttosto che ad osservarle dall'esterno, e quella dei lavoratori del porto, che si è svolta in bacino San Marco, non l'ha affatto convinto. Abbiamo visto le legittime vertenze dei lavoratori del porto, le loro legittime preoccupazioni, mescolarsi invece alla peggior politica di campagna elettorale. Abbiamo visto gli speculatori di ieri e di oggi, che in questa città l'hanno assaltata e l'hanno depredata, tifare per il continuo passaggio delle grandi navi a San Marco. Abbiamo visto speculazioni di ogni tipo e strumentalizzazioni di ogni tipo. Chi pensa ad una contrapposizione tra sì navi e no grandi navi però si sbaglia, aggiunge Cacciari, che ricorda come in realtà le esigenze e i punti di contatto tra le parti non siano pochi. Noi diciamo da sempre che siamo vicini ai lavoratori del porto, quelli veri, quelli che esprimono le vertenze sane del lavoro di questa città, e crediamo che l'unica soluzione sia unire le nostre vertenze, unire le nostre battaglie. Il problema della situazione è proprio della politica, che non ha saputo decidere, non ha saputo indicare la soluzione, non ha saputo tenere insieme le vertenze poste da migliaia di cittadini in questi 8 anni di battaglie contro le grandi navi, assieme alla tutela e alla difesa del reddito dei lavoratori che al porto ci vivono. Tra chi non ha partecipato alla manifestazione dei lavoratori del porto di Venezia c'è il Movimento 5 Stelle. Stiamo lavorando ad una soluzione dei problemi, spiega la candidata sindaco Sara Visman, lontana dalle passerelle elettorali. Io non mi permetto di dire che chi è andato alla manifestazione lo abbia fatto per fini elettorali, però sta di fatto che quando ci sono queste manifestazioni troppe volte si vedono tutte facce che poi dopo 2 giorni non si vedono più. Che nessuno fraintenda la mancanza del Movimento 5 Stelle dalla manifestazione dei lavoratori del porto. Da Marghera, dove ha trascorso la mattinata tra la gente, Sara Visman, unica candidata sindaco donna del Comune di Venezia, lo spiega ancora una volta. I 5 Stelle sono accanto ai lavoratori, ma lontano dalle luci della ribalta. Abbiamo fatto un incontro sia con i lavoratori dei lavoratori del porto e anche c'erano presenti le rappresentanti delle hostess. Hanno dei problemi molto seri e noi stiamo cercando attraverso anche i nostri rappresentanti del governo di trovare delle soluzioni a breve termine proprio per i problemi del non lavoro e delle soluzioni a medio e a lungo termine per quanto riguarda invece una riprogettazione della crocieristica a Venezia. Quello per salvare le attività e i posti di lavoro a rischio al porto di Venezia è un'attività delicata che deve saper coniugare le esigenze dell'economia alla tutela di un ecosistema e di una città fragili, nell'ottica di uno sviluppo che poggi le sue fondamenta su basi solide. Con i nostri rappresentanti al governo noi stiamo lavorando e avevamo già cominciato con il ministro Toninelli a trovare delle soluzioni alternative. Noi pensiamo che la soluzione Marghera non sia assolutamente praticabile per quanto riguarda la sicurezza del luogo, per quanto riguarda l'impatto enorme sulla laguna e per quanto riguarda anche la stessa domanda che hanno gli armatori e i turisti. Non vogliono arrivare a Marghera. Mattinata intensa per il candidato sindaco di Venezia Pierpaolo Baretta in piazza Ferretto a Mestre, dove ha incontrato i candidati della coalizione di centrosinistra che la sostiene. Vedo crescere una sensibilità, vedo il malcontento, ma vedo anche la voglia e il bisogno di cambiare che sta crescendo tra la gente. Ce la ricorderemo questa campagna elettorale. Strana campagna elettorale estiva, con le mascherine. È una campagna elettorale per forza di cose diversa dalle altre, quella del 2020, ma il coronavirus non ha fermato la voglia di partecipare, di incontrarsi e discutere, ne ha solo cambiato un po' le modalità. In piazza Ferretto a Mestre, il candidato sindaco Pierpaolo Baretta presenta la squadra con cui si candida alla guida del comune. Qual è il cambiamento che proponete? Una nuova idea di città. Una nuova idea di città vuol dire oltre la monocultura turistica, ma con nuove attività, il nostro porto, un artigianato
locale, Marghera che può diventare un incubatore green e Mestre che può diventare la sede vera della città metropolitana e poi Venezia capitale della cultura. Insomma, ce ne sono a sufficienza per alzare lo sguardo, che è quello che manca. Accanto a Baretta, sostenitori e simpatizzanti e gli esponenti delle 5 liste che lo sostengono nella corsa a Cafarsetti. Partito Democratico, Verde Progressista, Svolta in Comune, Venezia e Tua, Idea in Comune. Qual è la richiesta che si sente fare più spesso? La richiesta delle persone è quella di poter vivere in una situazione nella quale si percepisce che si sta meglio, sicurezza ad esempio, c'è un grandissimo problema di sicurezza, verde urbano, ambiente migliore. Allora tutto questo è possibile se c'è un progetto generale, perché dentro un progetto generale allora migliori i quartieri, fai vivere la città, apri negozi, che Piazza Ferretto, tanti negozi chiusi. Ecco, è questa inversione di tendenza, questo modo diverso di pensare. Ancora politica, l'esclusione della lista di municipalità di tutta la città insieme per via di una fotocopia mancante apre interrogativi sui retroscena della campagna elettorale. Intanto la lista valuta il ricorso al Consiglio di Stato. Potremmo definirlo il giallo della fotocopia mancante, l'esclusione delle liste di municipalità della civica tutta la città insieme. Queste le motivazioni dell'esclusione chiarite dal TAR. Le nostre delegate si sono presentate con i fascicoli sono stati esaminati e una volta terminato l'esame dei fascicoli e implementati con quello che mancava, non è stato praticamente notificato alle delegate quello che era il problema, che poi è stato oggetto dell'esclusione, e cioè la mancanza delle fotocopie del programma che era inserito nel fascicolo delle liste comunali. Quindi lista comunale a posto, lista municipalità non a posto perché mancavano le fotocopie. L'esame dei fascicoli di municipalità presentati da una lista che ha come esponenti quelli che hanno rappresentato in città un'opposizione costante all'attuale sindaco fa largo al pensiero, come lascia intendere il candidato sindaco di tutta la città insieme ad un giallo dalle tinte fucsia. Si valuta se ricorrere al Consiglio di Stato, ma intanto gli sforzi si concentrano sulla lista comunale, correndo in alternativa a Brugnaro e Baretta, e le 80 persone mobilitate per le 6 liste di municipalità saranno impegnate per dar vita ad una formula di rappresentanza territoriale e partecipativa. Abbiamo intenzione di creare questi centri, o meglio comitati di partecipazione popolare, per cui in questi 20 giorni ci saranno questi candidati di municipalità che si attiveranno per relazionarsi con la popolazione, con i cittadini e per relazionarsi con i presidenti candidati, per avere poi una rappresentanza effettiva nei consigli che si andranno a nominare e a eleggere. Tanti candidati rappresentanti del territorio che vengono esclusi, tra loro anche molti giovani. C'è bisogno di far sentire la voce dei cittadini, quando invece per ora le opposizioni sono state, diciamo, blande, per non dire inesistenti, quindi era importante far sentire la voce un po' fuori dal coro. Vediamo cosa succederà. Pochi secondi di pubblicità, torniamo tra pochissimo con la cronaca. Eccoci come promesso con la cronaca. Una donna di 67 anni è stata derubata la scorsa notte al Lido di Venezia da 2 giovani. Uno di loro, secondo il racconto della donna, aveva una pistola in mano, forse giocattolo. La donna stava rincasando dopo aver portato fuori il cane in una zona solitamente tranquilla, non di grande passaggio, nemmeno di giorno, a quell'ora della sera deserta. Indagini sono in corso da parte della polizia. Venerdì pomeriggio i carabinieri hanno arrestato invece un algerino di 34 anni già censurato e senza impiego, che si era reso responsabile del furto di alcuni capi di abbigliamento in un negozio dell'isola. Ancora notizie di cronaca legate alla droga, sono altri 2 gli spacciatori arrestati dagli uomini della polizia locale. Gli arresti di ieri a Rione Piave fanno salire a 80, pensate, il numero degli spacciatori colti in flagranza nel 2020, con ben 250 rinvenimenti di droga. Ieri gli operatori del servizio di sicurezza urbana di pattuglia in Viale Stazione hanno assistito alla consegna di involucri di droga da parte di 2 cittadini nigeriani e hanno identificato una 33enne proveniente da Bibbione, con il quale è avvenuto lo scambio di denaro. E la cronaca ora ci porta a Padova. Un veneziano è stato trovato morto in una camera di albergo proprio davanti alla stazione.
Lo hanno trovato senza vita riverso sul pavimento del bagno della stanza di albergo dove alloggiava. Dramma all'Hotel Grand Italia di Piazzale Stazione a Padova. Sabato mattina i dipendenti dell'albergo hanno provato più volte a bussare alla porta di un cliente che doveva lasciare la stanza. Dopo numerosi tentativi, lo staff ha deciso di entrare trovando il cadavere dell'uomo. La vittima è Silvio Papini, 50enne residente a Marcon nel Veneziano. Da un primo esame del medico legale non sono state riscontrate ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Al momento non vi sono ragioni per ritenere che la morte sia stata provocata da terzi. Il pubblico ministero ha comunque stabilito che la salma venga messa a disposizione per l'eventuale autopsia. Il 50enne veneziano, secondo quanto ricostruito, era arrivato a Padova venerdì mattina e aveva chiesto una stanza all'Hotel Grand Italia che si trova proprio davanti alla stazione. Alcuni dipendenti dell'albergo lo avevano visto uscire per pranzo, ma nessuno aveva notato il suo rientro. È arrivato a Venezia il leone alato che lo scultore Marco Martalar ha creato con gli schianti di Vaia. Con un balzo il leone alato spicca il volo dall'altopiano martoriato da Vaia. Per un attimo si staglia lassù, dove il blu incontra le punte degli alberi. Poi vola sulla pianura, sui colli, sulle case e sulle campagne dei Veneti. E a terra dove il leone alato è di casa. Un saluto a Marco Evangelista, quindi accomoda la sua gran mole dove lo spettacolo del cinema porterà gli occhi del mondo a posarsi su Venezia. È il leone che lo scultore Marco Martalar ha creato con quel che Vaia ha lasciato alle proprie spalle, in un messaggio di rinascita per una terra sempre pronta a ripartire da capo. Con lui c'è la camicia di ceramica di Paolo Ceola, che si svuota dell'uomo e ricerca un nuovo alito di vita. Le due opere sono partite dal baito aereo di Roana per raggiungere Venezia, come testimonianza di un Veneto che guarda il futuro e di una natura che si rinnova continuamente. Io personalmente vedo rinascita. Non vedo più distruzione, ma vedo rinascita. Anche quando entro dove sono state le ditte forestali a pulire, la natura ha i suoi ritmi, non sono i nostri. Noi siamo impulsivi, vediamo la natura che reagisce molto più lenta di come siamo noi, ma lei lentamente si riprende. La camicia vuota non è morta, esattamente come il tronco dorato e l'albero schiantato non sono simboli di ciò che finisce, ma di qualcosa che non si ferma mai. È una scultura dove praticamente l'uomo viene a mancare, è rimasto sul simulacro una camicia vuota. Stiamo cercando effettivamente un messaggio di speranza. L'arte e la materia di cui è fatta parlano ancora una volta di boschi, montagne e uomini. Come Comune di Roana siamo lieti di ospitare questo tipo di iniziative in quanto il legno è importante per il nostro territorio, così come gli artisti che fanno conoscere quindi l'altopiano tutto in tutto il mondo. Marco Martalar è una delle persone che hanno da sempre seguito questo percorso, seguito con grande fatica, con tanto amore per il legno, che ha fatto respirare a tutti noi il profumo di questo legno e lo sta portando per questa volta alla mostra del cinema di Venezia, ma in tutte le parti d'Italia e non solo. È tutto per questa edizione del TG di Venezia, previsione del tempo, poi a seguire tutte le notizie che arrivano dal Trevigiano. Grazie, arrivederci. Bentrovati al meteo. Il fronte perturbato in transito sull'Italia condiziona ancora il tempo sul nostro territorio. Il dettaglio di domenica 30 agosto. Sul Veneto persistono condizioni instabili con cielo molto nuvoloso e con rovesci e temporali diffusi dappertutto, localmente anche forti. Dal pomeriggio saranno possibili delle schiarite, specie sulle pianure meridionali, via via anche sul resto della regione. Temperature in calo, minime tra i 15 e i 21 gradi, valori massimi invece tra 21 e 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, rovesci intensi, attenzione a possibili locali nubifragi. Entro la nottata generale miglioramento. Temperature minime fino a 21 gradi, massime sui 22-27 gradi all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, poche novità, tempo anche qui spiccatamente variabile con piogge ovunque, a tratti anche forti. Temperature minime sui 15-16 gradi, massime fino a 23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.